La dimensione etica è la grande questione della medicina moderna, le nuove scoperte sul fronte della scienza, le frontiere della tecnologia applicate alla medicina aprono ogni volta nuovi scenari. Il caso della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, è un tema complesso sotto diversi profili. Per questo gli uffici pastorali della salute della Liguria hanno organizzato un corso di formazione con tappe in ogni diocesi. A Chiavari e al centro Acquarone sono state affrontate le diverse sfide etiche create dalla legge sulle DAT e ancora prima i problemi di natura interpretativa. Lascia aperte più domande che risposte e ci sono alcuni ambiti che devono essere chiariti. Infatti in questo momento viviamo una sospensiva fino al settembre di quest'anno perché qualcuno dovrà intervenire, in particolare è previsto un intervento del Parlamento per fare chiarezza in questi scenari. Ecco, laddove la legge non è chiara si aprono tanti dubbi e tante questioni e quindi è possibile che ci si trovi in difficoltà e non si sappia in quel momento specifico quale scelta è opportuno prendere. Il corso ha avuto anche lo scopo di ascoltare gli operatori sanitari che sul campo devono fare i conti con una normativa che in alcuni casi può rivelarsi complessa nella sua applicazione. È il caso ad esempio del diritto all'obiezione di coscienza, dell'idratazione e della nutrizione quali trattamenti sanitari, oppure la gestione del consenso reso da soggetti non giuridicamente incapaci ma non del tutto in grado di esprimerlo. Bisogna cercare di dare un metodo per fare in modo che il sanitario, nel momento in cui ha la problematica di fronte, possa porsi nel modo più giusto. La normativa non prevede espressamente la possibilità di soggetti di riferimento, però sarebbe opportuno che le aziende sanitarie al loro interno possano delegare uno o più referenti in modo da poter dare una risposta immediata e precisa e coerente con la normativa in tempi ristretti come richiede la pratica sanitaria. Nel caso dei cattolici, laddove la dimensione etica dovesse entrare in conflitto con la legislazione, si troveranno a dover fare una scelta tra Vangelo e legislazione e appare evidente, almeno per chi è convinto delle proprie scelte di fede, che prevarrà il Vangelo.